Bentrovate e bentrovati. Io sono Anna Bellon, avvocato, scrittrice, libera ricercatrice e fondatrice di Apocalisse in Salotto. Sono qui oggi per introdurvi al convegno di cui sarò moderatrice domenica 21 maggio a partire dalle 15:30 sulle nozze sacre. L'evento si terrà in presenza presso Villa Fregnan, a Roncade, Treviso, sede dell'Accademia Europea delle Arti, e sarà accompagnato da performance dal vivo, musica dal vivo e bar all'aperto. Ma veniamo a questa introduzione. Perché abbiamo scelto proprio questa data? Perché ogni anno a Venezia si celebra la cerimonia dello sposalizio del mare, la quinta domenica dopo Pasqua, mantenendo così viva la tradizione delle nozze sacre. Ma che cosa sono queste nozze sacre e perché le riteniamo così importanti da avere deciso di dedicarci un intero convegno? Nella Serenissima Repubblica di Venezia ogni anno il doge si imbarcava sulla nave dorata chiamata Bucintoro e navigava verso il mare aperto per poi gettare un anello d'oro tra i flutti, sposando simbolicamente il mare. Ma quella delle nozze sacre in realtà è una tradizione molto più antica. Pensate che risale addirittura al tempo dei Sumeri, un popolo di cui abbiamo attestazione in Mesopotamia fin dal V millennio a.C. Ora, tutte le tradizioni religiose del mondo parlano di un grande diluvio o di un altro evento che mise fine all'età dell'oro e all'alleanza tra uomini e dei. E fin dall'inizio della storia, così come la conosciamo, le nozze sacre o ierogamia sono state la risposta a questa rottura. Sono state il rito tramite il quale gli esseri umani tentarono di ristabilire un legame fra mondo terreno e mondo celeste, per garantire la discesa del potere divino sulla terra e ristabilire pace, prosperità, fertilità, ma soprattutto legittimare la regalità. Perché la regalità è da un lato il diritto di un uomo a regnare sul popolo, ma dall'altro è il suo dovere di garantirne il benessere e quindi si sostanzia in una promessa e in un matrimonio sacro con un dio o con una dea. Queste nozze possono essere celebrate nella mitologia, lo vediamo, tra esseri divini oppure tra un essere umano, solitamente il sovrano, e un essere divino. Nel corso del convegno vedremo come la ierogamia nasce e si trasforma attraverso le epoche e lo vedremo attraverso vari interventi. Primo fra tutti quello del professor Pietro Mander, che ci parlerà delle nozze sacre nella religione sumerica. Seguirà Elena Righetto, che ci parlerà proprio dello sposalizio del mare veneziano. Poi avremo Emanuele Viotti, che ci parlerà dell'eco della ierogamia nel mondo romano. E infine Michele Leone concluderà con le nozze chimiche di Christian Rosenkreuz. Ma oggi, in questo intervento di apertura, partiremo con le nozze sacre nel mondo greco insieme a Corinna Zaffarana, che senza ulteriore indugio vi presento, come nostra prima relatrice. Corinna è laureata in archeologia classica, è docente di storia, saggista e presidente del Centro Studi e Ricerche CTA 102. Quindi la invito a procedere al varo di questa nostra nave dorata. Prego Corinna, a te la parola. Buongiorno a tutti e benvenuti a Mater Maris e in particolare al convegno relativo alle nozze sacre. Mi chiamo Corinna Zaffarana e voglio parlarvi della ierogamia nell'antica Grecia. La parola ierogamia deriva da due parole greche che significano sacro e nozze, hieros e gamos. Nell'antica tradizione greca, quindi la ierogamia rappresenta effettivamente un'unione sacra, un'unione che non deve per forza essere un'unione matrimoniale, ma un'unione anche carnale, purché gli elementi coinvolti non siano naturalmente degli elementi comuni, quindi almeno uno di questi deve essere un elemento divino, meglio ancora se si tratta di due elementi divini. La ierogamia quindi innanzitutto una unione fra due elementi di cui almeno uno deve essere di natura straordinaria. Il focus su questa unione è molto importante
in quanto l'unione rappresenta il riflesso nel mondo fenomenico dell'ideale della felicità, della salute, ottenuta mediante un'operazione che rimanda alla fertilità. La ierogamia è quindi innanzitutto una esplosione di energia vitale, un'esplosione di energia vitale attuata appunto da elementi che non appartengono semplicemente al mondo fenomenico, ma che possono appartenere addirittura al mondo divino. Un altro elemento fondamentale riguardo alla ierogamia è che essa non è mai sterile, non è mai vana questa unione, c'è sempre un prodotto. Il prodotto di questa unione può essere naturalmente, nella maggior parte dei casi è un figlio che naturalmente è straordinario, un figlio destinato a rappresentare a sua volta qualcosa di molto interessante nel tessuto narrativo del mito greco, ad esempio, oppure può dare luogo appunto a un fenomeno, quindi può essere rievocata, come appunto avremo modo di vedere più avanti, al fine di mimare per l'appunto nel mondo fenomenico un concetto che attraverso le narrazioni mitiche viene posto su un livello superiore. Uno degli esempi più interessanti di ierogamia testimoniato dal mito è quello relativo alla unione e matrimonio fra Zeus ed Era, due divinità fondamentali a partire almeno da un certo periodo in poi del Pantheon greco. Zeus è una parola che deriva dall'indoeuropeo, da una radice indoeuropea, e molto probabilmente significa qualcosa come giorno, luce del giorno, splendore, quindi rievoca il sole, l'energia solare. Ricostruire la genesi del nome Era invece è molto meno semplice, ci sono diverse proposte e alcune di queste puntano verso l'idea che questo nome possa ricollegarsi all'ideazione della forza, della vitalità e anche del momento opportuno, nel senso proprio dell'alternarsi delle stagioni, in particolare con riferimento alla stagione della vitalità e della fioritura. Dunque l'unione fra Zeus ed Era è l'unione fra, diciamo, la luce solare e la natura nel suo momento migliore, nel suo momento opportuno, e rappresenta quindi l'archetipo per eccellenza di questa ierogamia che appunto non deve essere mai sterile, ma deve portare a qualche prodotto straordinario. Nel caso di Zeus ed Era il prodotto è la costituzione stessa del Pantheon greco, così almeno come attestato da un certo momento in poi della storia greca. Sono diverse le fonti che ci narrano di questa unione, sono fonti iconografiche e fonti letterarie, come un po' tutte le fonti del mito greco. Nell'Iliade Omero ci racconta di un'altra unione fra Zeus ed Era, un'altra rispetto all'unione originaria, diciamo, fra le due divinità, avvenuta però con l'inganno, un inganno operato da parte di Era, che è naturalmente una dea potentissima e quindi è anche una dea bellissima, secondo quello che è un po' il canone della religione greca nella rappresentazione delle divinità, e vediamo una Era capace di sedurre Zeus, il padre degli dei, attraverso la capacità di evocare Eros, visto come una forza assolutamente irresistibile che riesce a vincere anche appunto il padre degli dei. Un'altra interessante testimonianza ierogamica è quella relativa all'unione fra Zeus e Leda, la regina di Sparta. In questa ierogamia vediamo l'emergere di tre elementi, due li abbiamo già visti: l'unione fra un normale essere umano, un mortale, seppur una regina, e una divinità, la nascita di una serie di figli straordinari, Castore, Polluce, Elena, la donna più bella del mondo, colei che darà vita con il suo rapimento alla guerra delle guerre, la guerra di Troia, ma poi assistiamo anche all'emergere di un terzo elemento che non avevamo ancora visto, cioè quello relativo alla trasmutazione. Nella ierogamia greca, infatti, spesso si assiste alla capacità di trasmutare operata, messa in opera da parte dell'elemento divino, naturalmente. Zeus in questo caso, per sedurre Leda, si trasforma in un cigno. Numerose sono le attestazioni di questo mito, sia ancora una volta letterarie che iconografiche, e per quanto riguarda le attestazioni iconografiche ne abbiamo parecchie, soprattutto a partire dall'epoca ellenistica.
Consideriamo ad esempio il bellissimo affresco del I secolo d.C. da un cubicolo della villa di Arianna a Stabie e poi la bellissima testimonianza che proviene da un oggetto votivo, da un corredo funerario di Metaponto della fine del V secolo, quindi siamo molto prima dell'ellenismo, e vediamo Elena che nasce dall'uovo per l'appunto, in quanto il padre Zeus si era trasmutato in cigno. A tal proposito va anche ricordato che la stessa figura di Elena non è una figura così, diciamo, piatta e banale come a volte può sembrare se non si studia in modo approfondito la religione greca. È addirittura possibile che la figura di Elena derivi da un'antica divinità della vegetazione e quando il mito parla di questa figura ci parla effettivamente di un personaggio molto particolare che ha addirittura la capacità di preconizzare per certi aspetti, che maneggia le erbe, quindi ancora una volta abbiamo la nascita di personaggi straordinari da questa unione. È possibile che presso l'Eraion di Samo si svolgesse la rievocazione di questa ierogamia per eccellenza, cioè della appunto ierogamia fra Zeus ed Era. Anche Pausania ci parla di una serie di riti complessi che si svolgevano presso questo santuario. È possibile che la rievocazione della ierogamia avvenisse anche durante le feste antesterie, nell'8° mese del calendario attico a ridosso della primavera. Si tratta di feste collegate alla complessa figura del dio Dioniso e quindi si tratta di feste all'interno delle quali la celebrazione del vino rivestiva un momento molto importante. Da uno scoglio da Carnesi di Aristofane scopriamo che durante queste feste vi erano anche delle gare di bevute con premi sotto l'egida dei tesmoteti, cioè di arconti minori e dell'arconte re. Ecco, entro questo panorama di celebrazione dell'estasi è possibile che la moglie dell'arconte re si unisse idealmente al dio Dioniso presso che cosa? Presso un edificio chiamato Bucoleion. Basileus occupava il Bucoleion presso il Pritaneo e ivi la moglie dell'arconte re, sua moglie, si univa appunto idealmente al dio Dioniso in una rievocazione ierogamica. Abbiamo una bellissima testimonianza da uno schifos attico a figure nere, dalla tomba 109 del Sepolcreto de Luca, dove vediamo Dioniso a bordo di un carro navale che si reca all'unione con la Basilinna, cioè appunto con la moglie dell'arconte re.
Ovviamente noi non sappiamo come effettivamente si svolgessero queste festività, non sappiamo molto altro, possiamo fare delle ipotesi. Fra queste ipotesi è possibile che queste forme di rievocazione provenissero direttamente dai contatti fra la cultura greca e il vicino Oriente antico. Possiamo affermare che vi sono forme indirette di erogamia celebrate anche all'interno di altri miti, soprattutto all'interno dei miti eroici, cioè di quei miti che raccontano la vicenda di un eroe, o meglio di un mortale che diventando un eroe a un certo punto diventa addirittura una divinità, così come avviene ad esempio ad Eracle, oppure le vicende legate comunque a un personaggio che deve affrontare una serie di prove legate al coraggio, all'astuzia, al termine delle quali vi è la celebrazione di un matrimonio che assomiglia molto appunto all'idea di una ricompensa finale che si fa tramite verso quella che è la apoteosi. Così avviene appunto per Eracle che, secondo alcune fonti del mito, a un certo punto sposerà addirittura una divinità e non una divinità qualunque, Ebe, la coppiera degli dei legata al cibo degli dei che garantisce loro la immortalità. Ma non è naturalmente l'unico mito all'interno del quale le imprese eroiche culminano con un matrimonio speciale, con un matrimonio molto particolare, con donne che sono di status regale o sono addirittura semidivine. Ne è un esempio anche il mito molto complesso di Perseo e Andromeda, ad esempio. In questo caso, nel caso specifico di Eracle, ad esempio, la ierogamia rappresenta la possibilità da parte di Eracle di essere accolto fra i numi. Quindi in questo caso il prodotto ideale di questa unione, di questa ierogamia, altro non è se non il passaggio di status da mortale, seppur in realtà figlio di Zeus, a dio vero e proprio. E questo è un altro interessante aspetto della ierogamia greca che è atta anche a sancire il conseguimento di uno status molto importante tramite l'unione con una divinità o comunque con una sacerdotessa, ad esempio, che rappresenta la divinità. Io vi ringrazio per essere stati con me all'interno di questa breve introduzione ad alcuni elementi fondamentali della ierogamia greca. Vi auguro un buon proseguimento del convegno, ringrazio i miei colleghi e ringrazio gli organizzatori. A presto.